Con la firma dell'atto costitutivo e la donazione di 100.000 euro da parte del fondatore, l'imprenditore Salvatore Moncada, la Fondazione Agire Insieme ad Agrigento è ufficialmente realtà. La nascita dell'organismo in un affollato Cineastor, presenti numerosi giovani che hanno dimostrato interesse all'iniziativa di Moncada. L'imprenditore ha spiegato il progetto e soprattutto le ragioni che lo hanno indotto a costruire quello che vuole essere un contenitore di idee e progetti per migliorare la qualità della vita e dare opportunità ai tanti disoccupati e insoddisfatti. Una fondazione per provare a rifondare la città dal punto di vista sociale e culturale, ha affermato Moncada, che si è detto pronto anche a finanziare i progetti più svariati che saranno ritenuti sostenibili e utili a far crescere la città. L'idea è già positivamente sperimentata altrove, come ad esempio Siena. Moncada spera possa svilupparsi anche qui con il contributo di tutti. Quanti volessero aderire potranno farlo utilizzando il sito internet già attivo www.fondazioneagireinsieme.it. Come interpreta questa partecipazione, questa presenza notevole qui al Cinemastor? Ma sicuramente c'è la volontà, c'è una voglia di cambiamento di questa città. E la gente stavolta, come è stata scottata in un'altra voglia di cambiamento, vuole capire secondo me che cosa si vuole fare, che cosa si vuole fare per cambiare questa città, e noi siamo qui, come dire, per spiegarlo, per far capire quali sono i nostri progetti, i nostri obiettivi, che intanto questa fase sono soprattutto come dire, progettuale, di una fondazione che vuole stimolare una crescita anche nel pensare. La Fondazione vuole anche lanciare un messaggio alla politica? Ma sicuramente, voglio dire, questo non c'è bisogno che lo lancio io, penso che lo sappiano gli stessi politici, che c'è una situazione di non ritorno, come dicevo un momento fa, e la situazione è una situazione difficile. L'unico problema che io non vedo è questo problema, come dire, me lo sto ponendo io come imprenditore quando ho meno in questo momento, anche perché la mia azienda è in profonda crescita, ho meno di tutti questo problema, invece la politica non se lo pone. Questa è la cosa che non capisco. Ecco. Si attende proposte, progetti, idee, ma Moncada cosa vorrebbe realizzare attraverso la Fondazione? Io sono un grande copiatore, cioè nel senso che vorrei copiare quello che per Agrigento che sta facendo Filetto a Porto Empedocle, vorrei copiare quello che stanno facendo da un punto di vista dell'efficientamento energetico Bari e Genova, che sono le cose migliori che in Italia si stanno facendo, e vorrei copiare quello che ha fatto 100 anni fa il Canton Ticino, dove ha costituito una società che si chiama BKV, interamente controllata inizialmente dal Canton Ticino, in cui produce energia rinnovabile con l'acqua che fanno idroelettrico, ed è oggi il secondo produttore svizzero di energia, fattura miliardi di euro e ha migliaia di occupati. Tra le iniziative che stuzzicano Moncada per provare ad incrementare l'interesse mondiale su Agrigento, quelle ad esempio, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Culturali, di recuperare e rialzare, se possibile, alcuni dei resti del Tempio di Giove e di intensificare gli studi sul teatro greco. Per l'imprenditore Agrigento ha bisogno di fattività e nuovo entusiasmo per ridare speranza a chi oggi l'ha persa a causa di una politica improduttiva. Lei ha detto di attendere i nomi dei candidati sindaco di Agrigento, non ha escluso anche la possibilità di scendere direttamente in campo, ma lei ha oggi la figura ideale per il sindaco di Agrigento? Chi potrebbe essere a suo giudizio oggi il sindaco di Agrigento? Il sindaco di Agrigento può essere quella persona che oggi ha tanto da perdere quanto me, e scende in campo per rappresentare la città. Ce ne sono diversi, onorevoli, come dire, deputati, non devono scherzare con i ragazzini con cui tra l'altro mi fanno fare pure queste risposte su Facebook e così via. Si mettono in prima persona e scendono, così sanno che quella è l'ultima opportunità della loro vita, o fanno bene o probabilmente i cittadini non li voteranno più. Questa è la mia attesa. Quando deciderà Moncada? Moncada deciderà 2 mesi e mezzo prima, mi sembra scadono 45 giorni prima della presentazione delle firme, 45 giorni prima dell'elezione, perché fino allora io tenderò di lavorare con la Fondazione e di portare progettualità da far vedere ai cittadini, questo è il discorso. Non ha già deciso? No, assolutamente, veramente. C'è una mia, come dire, non posso mettere in piedi un discorso di questo genere e poi dire abbiamo scherzato, io qui ci metterò pure un bel po' di soldini.